Tante storie dietro ai volti disperati attaccati al filo spinato dell'aeroporto di Kabul. Sono i collaboratori afghani che fino a poco tempo fa lavoravano spalla a spalla con gli italiani. Ora sono lì, nei loro occhi, il terrore. Dovevamo portare in salvo prima i nostri collaboratori, i nostri interpreti, quelli che hanno lavorato spalla a spalla con noi per 20 anni e non infilarli in questo inferno della fuga da Kabul, in questo nuovo Vietnam di cui tutta la colpa veramente adesso, soprattutto anche per la questione per gestione dell'aeroporto, ricade sull'amministrazione americana. Si parla di circa 1500 persone, tra loro la vicenda di una famiglia divisa. Siamo alla follia perché ovviamente cercano addirittura di buttare i bambini oltre le barriere e c'è questo caso drammatico di una ragazzina di 12 anni che aveva assieme alla famiglia il permesso di venire in Italia, non posso dirvi perché, ma insomma vi garantisco che era uno delle famiglie a rischio. La ragazzina di 12 anni è riuscita a entrare, ma sono rimasti fuori sua sorella che è più anziana, ma è incinta, con il marito. E adesso la ragazzina è disperata perché è tagliata fuori e dividere le famiglie afghane è l'unica cosa che non possiamo fare. Quello che è accaduto in Afghanistan, dice Biloslavo, è stato un tradimento repentino. Sono sottobanco, probabilmente gli americani anche hanno favorito l'occupazione di Kabul da parte dei talebani perché il presidente, che non è degno neanche più di questo nome, Ashraf Ghani, è fuggito con la Casas con 169 milioni di dollari mettendosi d'accordo con i talebani, dando ordine all'esercito di non sparare. Perché io ho ricevuto la mattina di domenica, di Ferragosto, ho ricevuto da un capitano dei corpi speciali, che per fortuna adesso siamo riusciti a portare in salvo in Italia, il seguente messaggio: l'esercito ha ordini dall'alto di non sparare. Negli occhi della gente, la speranza strappata e le urla "vogliamo vivere". Gran parte di questa popolazione penso che starà già meditando di prendersi e scappare lungo le linee clandestine dei trafficanti di uomini. Questo è il punto.